Sesta corsa dall'Arcoveggio, confronto sul miglio che vede al via 8 concorrenti: Beethoven Griff, Briscola Matley, Azalea Jet, Antelau Jet, Blue River, Budduso Lippi in prima fila, Batik delle Badie e Amos Rabi in seconda. Favori in chiusura per Budduso Lippi, Enrico Bellei numero 6. Partiti con la velocità iniziale di Azalea Jet, che cerca di scavalcare gli avversari all'interno, riesce a sistemarsi al comando superando Briscola Matley che è in seconda posizione. Poi più indietro si è accodato in terza posizione Blue River davanti a Beethoven Griff, via via gli altri. Accenna a muovere intanto Budduso Lippi. Dopo 400 metri di gara. Numero 7, Brigitte. C'è stato l'errore del numero 7, Batik delle Badie, mentre avanza Budduso Lippi trascinandosi Amos Rabi. Numero 7, Brigitte Intanto GSO, 46,3 per i primi 600 di gara, continua a guidare la corsa. Azalea Jet nei confronti di Briscola Matley, all'esterno Budduso Lippi con tranquillità si porta gradualmente a lato di Azalea Jet in seconda posizione, mentre la sua scia è presa da Amos Rab lungo la corda, segue Beethoven Griff in quarta posizione. A precedere Antelau Jet, intanto se n'è andato 1 chilometro in 1:17,5. Situazione tattica invariata con Azalea Jet in vantaggio su Briscola Matley. Budduso Lippi non progredisce più di tanto, 400 scarsi alla conclusione con in vantaggio Azalea Jet nella sua scia, Briscola Matley, Budduso Lippi e poi Amos Rab che sposta in terza corsia. Completamento della curva, ingresso in dirittura d'arrivo. Si presenta al comando Azalea Jet. È inseguita a centropista da Amos Rab e Budduso Lippi che si ripropone, poi all'interno da Briscola Matley, finale con Briscola Matley che scatta all'interno, all'esterno Budduso Lippi, ma è Briscola Matley che passa e vince. Poi la lotta per il secondo posto vede 3 cavalli molto vicini, la vittoria invece per Briscola Matley che Enrico Montagna lancia in open stretch per passare nel finale e chiudere la partita. Andiamo a rivedere le fasi conclusive. Briscola Matley si lancia all'interno, Azalea Jet è stanca, Budduso Lippi si ripropone al largo insieme a Amos Rab. Vediamo le battute conclusive con Briscola Matley che passa per vincere il secondo posto e per Budduso Lippi che sul palo stampa letteralmente Azalea Jet con vicino anche Amos Rab. Vince quindi Briscola Matley con Enrico Montagna in sediolo, Marco Azzaroni al training per conto della signora Simona Manzi.